Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza. Ritmo, mozzarella, pomodoro con una pizza. Super califragilistico e spiralidoso. Uomo paleolitico d'impatto mostruoso. Non sono laureato ma
un complimento. Diciamo è un di complimento. Ma siamo insieme a? Siamo insieme Erminia e Angelo. Il virus. Il Il virus. virus, Quindi devo sì. stare attento perché dopo questa intervista mi devo fare anche un vaccino, no? Attenzione, non mi Di contagio, No, di contagio. Assolutamente. Non Allora, farlo il vaccino, ma dai, è bello essere contagiati. mi lascio contagiare. Attori comici, da dove arrivate? Qual è il vostro spettacolo? Su cosa si basa? Parlo io. Sì, Se non lo lei ti faccio dice parlare uomini lui e perché sennò donne, che ha dice che fatto un sono sacco una di casalinga. stupidate. Sì, io ho fatto uomini e donne, ma come diversi, Spade Costantino, Domenica In. Io ho fatto il e Zeligoff Teatro, che è un po' lui più invece importante, è un diciamo. attore. Sì. Infatti per adesso però... Adesso stiamo creando questo nuovo duo comico sul filone, con tutto il rispetto di Anello Mondaini, però in versione molto più tamarra 3, No, giorno noi- d'oggi, io che chatto, lei si incavola, per ora ce ne diciamo. Noi siamo due cretini veramente. Parla per te, amore. Veramente. Un duo che nasce da poco, a quanto ho Sì, capito. un paio è- di mesi, un paio- sì. Quindi è una cosa ancora in fase Fase sperimentale. sperimentale. Andiamo tantissimo a sì. Roma, Sì. con contatti Stiamo di cinema, stiamo puntando studiando, nettamente lui al sta cinema. studiando perché io sono così di mio, per cui non ho Sì, è bisogno di proprio fare stupido di niente. suo. Perdonatemi, mi affuri di stare con voi, mi sento contagiato, quindi forse anche io posso iniziare a fare un'intervista anche in questo Sì, modo. dai, bravo, Fantastica, dai. sì. Perché no, dai. Assolutamente. Allora ragazzi, noi vi lasciamo un buon Sanremo, Va una buona bene, continuazione grazie. e soprattutto un in bocca al lupo a questo neo Viva duo. il lupo! Grazie mille, Che si viva dice sempre viva il lupo! Assolutamente. Mai crepi il lupo che porta sfiga. No, poi io Viva ho il studiato lupo. veterinaria. Assolutamente. E viva il lupo! Anche da parte mia, ciao a tutti. Sei fantastico. Ciao, ciao. Marien, ciao. Allora, dietro le quinte del festival si affermano i preparativi, manca veramente poco, sono insieme a Sergio Friscia. Sergio, Ciao. Radio, televisione, chi fa radio può fare televisione e viceversa? Assolutamente sì, io amo la radio, sono cresciuto in radio, poi se fai radio la televisione è una passeggiata di salute, perché insomma comunque in radio impari a viaggiare velocissimo con la mente, quindi senza pause, e amo lavorare a 360 gradi, mi piace spaziare nel cinema, nel teatro, insomma è bello perché siamo fortunati, facciamo un lavoro meraviglioso, viviamo di quello che è sempre stata la nostra passione, quindi siamo fortunatissimi. Un direttore artistico, Claudio in questo caso, che ritorna, si può dire, quasi agli origini, cioè un diktat anche per quanto riguarda l'aspetto musicale, l'aspetto anche del mood, del fashion, cioè tutto si ritorna al passato. È la chiave giusta? Ma io penso che sia sempre vincente il lavoro di squadra e il lavoro di un grande professionista come Claudio. Sicuramente farà parlare tantissimo questo festival, ci sarà tanto spazio per la musica e ben venga, tanti artisti sia in gara che come ospiti a livello internazionale, insomma amatissimi dal pubblico, ci sono tutti i presupposti perché sia un grande successo. È cambiato qualcosa nel festival nel tempo? Ma sai, ognuno poi porta ogni anno giustamente la propria visione dello show, del festival, ogni direttore artistico ha un'idea chiara, no? Prima di cominciare, quindi sicuramente poi fa tanto ogni anno il pensiero, no? Qual è l'idea iniziale del direttore artistico e poi il lavoro del team e della squadra che anche quest'anno è eccezionale. Assolutamente, nel tempo tanti sono stati i conduttori e i direttori artistici, in questo caso stanno ritornando direttori artistici con un background da cantanti, abbiamo visto Morandi, questa è la volta di Claudio Baglioni, è la chiave giusta per una kermesse che parla di musica? Beh, il Festival della Canzone, quindi chi meglio, voglio dire, di un cantautore che ha fatto la storia della musica, quindi assolutamente ben venga e poi ripeto, è il Festival della Canzone, è giusto che ci sia tanto spazio per la musica, un evento che coinvolge milioni di persone e quindi veramente un momento importante da vivere appieno con il cuore in mano. Dove ti vedremo protagonista prossimamente? Ma guarda, però sono al cinema con un film diretto da Lello Arena, si chiama Finalmente Sposi, una commedia molto carina, poi continuiamo fino a giugno con Mezzogiorno in Famiglia, con Striscia la Notizia e il mio Beppe Grillo, RDS tutte le mattine dalle 7 alle 9, insomma si lavora tantissimo e sono molto contento. Un bel modo per festeggiare 30 anni di carriera. Saluta gli amici di Teleeuropa Network. Un bacione grandissimo a tutti gli amici di Teleeuropa Network da Sergio Friscia, sorridete e siate felici, ve lo auguro di cuore. Bacio. Ciao. Senza difese, ritorniamo giù a illuminarci come le stelle.
Siamo sempre all'interno di Casa Sanremo e detto fra di noi, il vero protagonista di questo evento, consentimelo, è Fofò Ferriere. Lo troviamo praticamente ubicato fra la cucina e la televisione, fra una gestione e una direzione. Ovunque tu vai, ovunque comunque ti devi sempre confrontare con Fofò, il nostro gastronomo. Ciao Fofò, benvenuto. Grazie al vostro servizio e alla vostra professionalità di poter divulgare il nostro messaggio, la nostra filosofia e il nostro modo di essere. È proprio il concetto dell'ospitalità a 360 gradi, dove i nostri ospiti vengono coccolati veramente in toto, cioè abbiamo un centro benessere, abbiamo trucco, parrucco e abbiamo questo cuore pulsante della casa che è la cucina, quindi come si suol dire li prendiamo della gola. Beh, assolutamente. Devi sapere che qui da noi per 2 anni abbiamo avuto l'opportunità di poter organizzare un evento, un concorso di cucina di caratura mondiale che si chiama Paul Bocuse, grazie ad un grande gastronomo che è Luigi Cremona. A questo concorso di cucina, dedicato a questo grande chef francese, una frase mi ha lasciato indelebile il mio modo poi dell'approccio con la cucina, che dice: l'egemonia della cucina francese finirà quando gli chef italiani avranno la consapevolezza della ricchezza dei loro prodotti e delle loro tradizioni. Questa è una cosa Quindi importante. guarda un po', detto da un francese. Allora sta cosa me la sono, come si suol dire, legata al dito. Ho incominciato a peregrinare un po' per tutte quelle che sono le regioni per la ricerca dei grandi prodotti, perché l'Italia, anche se è unita, ma ha una sua identità gastronomica, ogni regione ha le sue prelibatezze, le sue ricchezze, ogni provincia, ogni città, quindi questa è la grande ricchezza, il numero elevato di biodiversità che ci sono in Italia. Quindi noi effettivamente, come si suol dire, siamo seduti su una miniera d'oro e chiediamo l'elemosina. Quindi anche per uno sviluppo veramente per i giovani, si parla tanto, noi non è che abbiamo un'industria pesante come la Germania dove c'è un inserimento di lavoro in industria e tutto, noi abbiamo veramente una ricchezza incredibile di saperi, di sapori, cioè questo è il concetto che io voglio portare avanti con la nostra filosofia di Dispensa Italiana, che è questa costola di Gruppo Eventi, e quindi qui effettivamente i territori sono protagonisti con le loro prelibatezze. Beh, intanto noi volevamo spiegare la differenza fra gastronomo e chef, perché comunque il tuo ruolo non è da chef, no, ma io sono un gastronomo. Gastronomo perché, ti dico, il gastronomo è un po' l'oste, dove mischia quello che è il concetto del sapere dei prodotti e il concetto dell'essere ospitale. È il vero, per me quando mi definiscono oste, per me è la massima gratificazione. Chef vuol dire che sei un cuciniere, quindi hai la tua abilità e nella manipolazione. Io siccome dico che i prodotti vanno trattati e non maltrattati, e allora siccome c'è la discrezionalità dell'uomo, io lì prendo un po' le distanze, ma no, per l'amor di Dio, perché ci sono grandi chef che con il loro sapere e con la loro manualità danno un pregio al piatto. Però io vengo da un'altra cultura, vengo da una cultura, quella lì della cucina semplice, quella lì non manipolata, ma non manipolata in laboratorio scientifico, no, proprio non toccata neanche, do valenza molto al prodotto e questa è una mia prerogativa. Beh, sei un po' come Claudio Baglioni, musica al centro di Sanremo, nella nostra Casa Sanremo, il prodotto prima di tutto. Guarda, vedi, la storia, a me piace anche tanto l'aspetto antropologico del cibo. Noi adesso abbiamo delle tematiche, l'integrazione e tutto così. Allora guarda, se consideri che noi storicamente, già con tutto quello che erano i grandi casati, la nobiltà, quando c'erano le pietanze succulenti e tutto, perché c'era un'integrazione di conoscenza da tutti i popoli, cioè come arrivavano le spezie dalla Persia, nel Medioevo si integravano su quello che erano i prodotti che noi avevamo qui nella nostra terra, altrimenti solo i nostri prodotti non avevano quella caratteristica importante di questo. Quando sono arrivati gli arabi, tutto quello che era la cultura del Mediterraneo, ci hanno portato una serie di fattori, una serie di prodotti che poi legati ai nostri sono ancora in essere delle pietanze veramente incredibili. Assolutamente. Allora ringraziamo Fofò per il tuo apporto a questa grande iniziativa come Sanremo, perché Sanremo non è solo musica ma anche cultura e gastronomia. Grazie a voi e buon appetito a tutti. Ciao. E insieme a Corti Onnis, ragazzi, so che state per andare a cantare, ragazzi. Sapevo che questa sera vi esibivate. No, stasera no, saremo ospiti alla terza serata dove porteremo
Un pezzo nuovo, un nuovo singolo. È un inedito? Un inedito, Ma sì. riusciamo a sentirlo prima? Perché si chiama Sbaciucchiotti Tenerosi e fa un po' di Sbaciucchiotti Tenerosi. Però non possiamo cantarla fuori dal festival. Di diritti, giustamente. No, perché sennò non ci fanno andare ospiti. Ah, ho capito. Allora ragazzi, cosa vi aspettate di questo Sanremo? Ci aspettiamo di scoccare da mangiare. Questa sera buffet, grandi buffet, sì, grandi grandissimi buffet in tutti gli alberghi. Tutti gli alberghi. Ci aspettiamo naturalmente grandi performance. Noi i nostri preferiti l'abbiamo già dichiarato. Lo stato sociale. Lo stato sociale, assolutamente. Poi ci aspettiamo anche di vedere delle persone che si accoppiano. Quello questa sera? No, sì, Quello il mio questa amico sera. Alessandro sicuramente perché è single, e quindi a tutte le donne che ci stanno seguendo c'è Alessandro pronto a essere usufruito da tutte voi. Ma io mi preoccupo io dei miei. Vabbè, allora uomini e donne, chiunque. Perché uomini e donne? Ti stai lamentando, Perché vi faccio uomini la e donne? promo per... Vabbè. Ma qualcuno diceva che eravate fidanzati, ragazzi. Con chi? Fra di voi. Sì, noi siamo più che fidanzati. Ragazzi, noi siamo più che fidanzati. Siamo fratelli. Siamo fratelli. Che